Amici del Calcio a 5 collegati in diretta su futsaltv.it, buon pomeriggio dal Palacicogna e non più dal Paladossona. E infatti l'impianto di Ponzano Veneto, pochi chilometri a nord di Treviso, la nuova casa del sodalizio bianco-blu, che ha cambiato il suo nome diventando così Kame Treviso Calcio a 5, una scelta importante e possiamo dire storica per il club presieduto da Alessandro Zanetti. Una stagione che parte alla grande per la formazione del confermatissimo coach Silvio Rocha, visto che in questo esordio di campionato gli avversari saranno i campioni d'Italia della Feldi Eboli, che si è confermata con la vittoria della Supercoppa la principale favorita per la vittoria del campionato anche in questa stagione. Vedete attraverso le nostre telecamere il nuovo Palasport che ospita appunto la formazione della Kame, buona presenza di pubblico anche qui a Ponzano Veneto per seguire le gesta dei propri beniamini. Allora andiamo subito a leggervi quelli che saranno i giocatori protagonisti di questa partita. Intanto vediamo anche inquadrata entrate in campo delle due formazioni. Allora, per quanto riguarda la formazione ospite, con il 3 Dalcin, con il 5 Venanzio, con il 7 Camponigro, con l'8 Patias, con il 9 Liberti, con il 10 Igor Carioca, con il 13 Braga, con il 17 Montefalcone, con il 22 Gagliani, con il 23 Baroni, col 24 Restaino, con il 77 Selusio. Per quanto riguarda invece la formazione di casa, con il numero 11 Pietrangelo, con il 7 Botosso, con l'8 Turk, con il 9 Del Gaudio, con il 10 Sutton, con il 12 Zappavirà, con il 14 Di Guida, con il 15 Fadiga, con il 17 Perazzetta, con il 20 Azzoni, con il 22 di Tano e con l'89 Saccon. L'applauso del pubblico verso le due formazioni che, come di consueto, salutano anch'esse e si salutano tra di loro. Andiamo a vedere anche quali saranno i componenti arbitrali. dirigeranno l'incontro Andrea Seminara di Tivoli e Angelo Bottini di Roma 1. Il crono è affidato ad Elena Lunardi di Padova. Sicuramente una partita, come vi dicevo all'inizio, molto importante soprattutto per la formazione di casa. Mettersi subito al confronto con la scudettata le Volpi rosso-blu della Feldi Eboli. Coach Salvatore Samperi sta dando le ultime indicazioni ai propri giocatori che entrano in campo. Vediamo già subito Igor Carioca, poi Restaino, con in porta ovviamente Dalcin, poi con il numero 5 Venanzio, quindi, e con il numero 77 Selusio. Dall'altra parte vediamo che c'è Turk, Giappa e poi con il numero 10 Sutton Pietrangelo. Vedremo che anche entrerà in campo per comporre il primo quintetto iniziale di questo campionato, e c'è Saccon con il numero 89 ed eccolo qui che si va a posizionare proprio davanti alla propria porta. Pronti Igor Carioca e Venanzio per dare il via a questo match. È praticamente tutto pronto, ancora un attimo di controlli da parte degli arbitri che indicano alla panchina della Feldi Eboli di posizionarsi in maniera adeguata. Tra poco si può partire, quindi con Seminara di Tivoli pronto a dare il via. Si confronta anche con il crono. Ed ecco la prima azione con il possesso di palla da parte della formazione ospite, con il pressing alto da parte di Giappa, il colpo di testa di Sutton, ancora il pallone controllato da Turk, Teo Turk, uno dei nuovi innesti per questa stagione a disposizione di Silvio Rocha. Giappa, l'anticipo di Venanzio, il pallone che finisce in rimessa laterale. Serie di modifiche già nel quintetto, è entrato Patias con il numero 8 e anche Liberti
Vediamo Sutton che cerca di andare avanti, cade a terra il giocatore della Feldi Eboli, vale a dire Liberty col numero 9. Fraseggia all'interno della propria metà campo, Saccona cerca di andarsene via, di superare Patias. La rimessa in gioco a favore della formazione di casa, pallone che è controllato da Liberty e poi dal Cin. Pressing ancora alto da parte della formazione della Came, il rinvio della Feldi, sicuramente un nuovo campo, un nuovo parquet per la Came, tutto insomma da scoprire rispetto al Paladosson. Qui gli spazi sono sicuramente aumentati e quindi la visione del gioco sicuramente cambierà dal punto di vista anche prettamente tattico da parte della formazione di casa. Pallone non controllato bene da Baroni, che lo fa finire fuori dal rettangolo di gioco, con Sutton che cerca già di dare delle disposizioni ai propri compagni. Turk parte il sinistro, il mancino da parte del numero 8, con il pallone che viene deviato ancora in rimessa laterale. Non è ancora passato un minuto e mezzo, vediamo Samperi inquadrato dalla telecamera a bordo campo, due le nostre telecamere a disposizione in questa stagione come nella scorsa. La camera principale, Patias inquadrato ora dal Cin, il rinvio, la palla che è recuperata dalla Feldi Eboli, dai rossoblu. Lotta ancora il numero 23 Galliani. Ricordiamo che il giocatore della Feldi Eboli era Baroni, col numero 23, e ho nominato Galliani, ma per dire che l'ex di questa partita, l'ex giocatore della Came, ancora via Baroni sull'auto della rimessa laterale, esce con il pallone il giocatore della Feldi Eboli e quindi la rimessa in gioco di Turk. Lancio, era cercato Giappa che cerca di riportarsi il pallone, sta lottando con Venanzio e c'è il fallo del capitano della formazione di casa dopo circa 2 minuti dall'inizio del match. Il primo fallo commesso dalla formazione bianco-blu, con il tentativo non riuscito da parte di Liberty. C'era stato il tocco del giocatore della Came, ma il pallone aveva già oltrepassato la linea nera. Passaggio sbagliato da parte di Turk, con il pallone ora gestito da Liberty. Ancora per Liberty, il pressing alto di Giappa come di consueto, palla recuperata da Saccone, parte il tiro, chiede una deviazione il numero 89, infatti c'è la deviazione del qui inquadrato, su questo tentativo del qui inquadrato Saccone, numero 89, un'altra pedina nuova per la formazione di Silvio Roscia. Sutton all'indietro ancora per il numero 89, parte il tiro, viene deviato il pallone da Venanzio, vediamo, anzi c'è stata la deviazione di Dalcin. Parte il tiro, il cross, il colpo di testa, ottima occasione per Giappa che si dispera per non aver incornato in maniera adeguata il pallone e averlo spedito alle spalle di Dalcin, che precedentemente aveva messo il pallone sul fondo, quindi concedendo questa opportunità di calcio d'angolo per la formazione di casa, che sta cercando di fare la partita. Liberty intanto sul punto di battuta, all'indietro per Dalcin. Dalcin si porta in avanti, supera la linea mediana del campo, trova il pallone per Venanzio, il numero 5, attenzione, l'ottimo pallone, la rete di Baroni che ha saltato letteralmente Pietrangelo e ha appoggiato in rete il pallone, quindi
si porta in vantaggio la formazione ospite, vedete l'ottimo tacco per servire il numero 23 Baroni e quindi il vantaggio dei campioni d'Italia che si portano grazie a Baroni sull'1-0 qui alla Pala Cicogna. È stato il primo sussulto di attacco da parte della formazione rossoblu. Le Volpi in maniera sorniona hanno capitalizzato la prima vera occasione a loro disposizione. Intanto ancora la possibilità di questo tiro, la parata sul tentativo di Sutton da parte di Dalcin. È pronta la risposta dopo il vantaggio delle Feldi da parte della formazione della Kame, che ora cercano veramente con Turk. Allarga ancora Sutton per Giappa, è libera, attenzione Sutton, il pareggio! Grandissima combinazione che ha portato Sutton a colpire di mancine, ad insaccare. Pronta la risposta della Kame, che in pochi secondi diciamo di gioco è riuscita a pareggiare. Grandissimo il sinistro di Sutton e quindi il risultato si riporta nuovamente in parità, quindi 1-1. Davvero bell'inizio di questa partita, botta e risposta tra le due formazioni. La rimessa in gioco a favore della Kame, è stata davvero ottima la combinazione con Sutton che è andato, come si usa dire, negli spazi tutto solo. Colpevole la difesa della formazione di Samperi, che non è riuscita a leggere in maniera adeguata questa fase d'attacco della Kame, che ora ritorna in possesso di palla, ancora con Turk. Giappa parte il sinistro e il palo esterno clamoroso, colpito da questo inquadrato giocatore della Kame, Giappa, che si dispera, si mette il pallone sul sinistro, il piatto, il pallone. Intanto è stata chiesta da parte della panchina della Feldi il time out e nel frattempo con la nostra telecamera ci avviciniamo invece per sentire il time out di Silvio Roscia. Aggressivi con l'azione dopo, ok? Là abbiamo sbagliato e l'azione dopo avete organizzato bene la difesa, fondamentale, abbiamo parlato. Loro hanno abbassato la qualità di uscita di pressione, senza Marino vede ancora di più, la pressione là è forte. Che cosa succede adesso? Vanno a iniziare, stiamo chiudendo il cerco, nuovo passaggio, vanno a iniziare a provare uno punto di faccia come ha provato là. Quindi quello più di centro e attacca la palla, si diserta e continua con lui. Una cosa, io ti tocco questo linea a Giappa, oggi io cinque. Questa pressione è buona perché posso andare avanti. Altra cosa, fai un altro angolo al secondo palo con la 5, un po' più bassa, alta, no, lascia terra, un po' più bassa. Chiarissime le indicazioni del tecnico della Kame Treviso, che ha dato indicazioni in maniera esauriente e complete ai propri giocatori. Ancora la Kame che prova a portarsi in avanti. Il pallone finisce fuori. La ripresa del gioco, pallone forse troppo lungo per Turk, possesso di palla comunque da parte della formazione della Kame, che dà ancora la possibilità di gestire questo pallone a Turk. Ancora Sutton, l'autore del pareggio della formazione di casa, e Turk che si era portato in avanti, cerca questa girata di destro, non controllando in maniera probabilmente efficace dal numero 10 ospite Igo Carioca. Dall'altra parte il pallone recuperato con la presa alta da parte di Pietrangelo, si fa vedere Giappa in possesso di palla. Sutton, ancora lungo rilancio nella zona dove
non c'è alcun giocatore della Kame che ora si mette in fase difensiva su questo approccio di Igor Carioca, parte il destro alla rete, Selusio, un gol molto simile a quello che aveva consentito di trovare il pareggio alla Kame, ed è Selusio che trova il pertugio giusto per riportare in vantaggio la Feldi Eboli. Eccolo qui Igor Carioca, si chiude il triangolo, il destro, il pallone passa sotto le gambe di Pietrangelo e quindi il nuovo vantaggio della formazione ospite con Selusio, Baroni, Sutton e Selusio. Questi i nomi di 3 marcatori delle 3 reti realizzate in questa partita. Kame 1, Feldi Eboli 2, ancora in possesso Selusio, pallone di ritorno da parte di Venanzio che non arriva in maniera adeguata al numero 77 rossoblu, pallone alzato, finisce direttamente fuori. Il tentativo di passaggio era stato di Loris Di Guida che fa il suo esordio quindi in questa partita, il numero 14, pallone che esce, che si era portato proprio su Selusio in pressing, il numero 14. Esce intanto Venanzio, entra Caponigro. Turk, parte il tiro, un tiro passaggio. Nel frattempo anche in campo con il numero 9 Del Gaudio per quanto riguarda la Kame, ovviamente Igor Carioca. Pallone recuperato proprio da Pacchi Del Gaudio, bello la sua azione a saltare il pressing della squadra avversaria. Infatti sentite in sottofondo gli applausi del pubblico amico qui al Palaciconia. Turk, Del Gaudio non riesce a gestire il pallone che finisce fuori e quindi situazione di possesso palla ora a favore della formazione ospite con Braga che si porta in avanti, francobollato da Azzoni. Eccolo qui il duello tra i due giocatori, pallone che finisce fuori. Galliani, eccolo qui l'ex di turno, il sinistro per il proprio estremo difensore che ora deve lanciare verso il numero 22, ancora con la possibilità da parte della Feldi di far male, ma questa volta si chiude bene la cerniera difensiva della formazione di casa. Botosso, praticamente quasi tutti, se non tutti, i giocatori di movimento che erano in panchina sono entrati in campo nella squadra dei Silvio Roscia. La rimessa in gioco di Selusio, pallone ancora dentro per Braga, il rimpallo che favorisce ancora la squadra di Samperi che può rimanere in zona d'attacco sul settore di sinistra. Capisce tutto Botosso, ma sul pallone c'è Caponigro, commette lui il fallo secondo l'arbitro e quindi ci sarà anzi si tratta di una rimessa laterale. Ancora l'intervento di Selusio, pallone gestito da Di Guida. Del Gaudio rincorre la sfera, intanto c'è un fallo netto sul giocatore Azzoni della Kame e si tratta del primo fallo effettivo commesso dalla Feldi Eboli, 1-1 per quanto riguarda la situazione dei falli, e questa volta a commettere fallo è Del Gaudio su Selusio.
Ci sono le proteste da parte della panchina e quindi il gioco viene fermato e l'arbitro va a parlare appunto con la panchina di Samperi. Si può riprendere il gioco. Questo tiro diretto verso la porta avversaria di Caponigro, pallone che finisce sul fondo e quindi c'è il corner. Parte il destro di Braga che si alza sopra la traversa, pallone ora recuperato da Pietrangelo, giocatore, il portiere della nazionale italiana. Botosso per Delgadio, troppo lungo il pallone, nessun problema. Vediamo come sarà effettuata la rimessa dal Cin. Botosso, intanto ci sono i giocatori della Feldi che si portano in avanti, pallone lanciato con le mani dal portiere verso Braga ma non viene mantenuto in campo. Botosso, lungo ancora rilancio, sta tentando con questi lunghi rilanci la Kame, però sino ad ora non è riuscita ad ottenere grandi risultati. Galliani, su di lui c'è Di Guida, salta Galliani, porta avanti il pallone di sinistro, lo smista sulla sinistra per Selusio. Braga, parte il tiro a rete! Grandissima girata del numero 13 che infila Pietrangelo con un grandissimo gol. Braga riesce a portare sul 3-1 il risultato a favore della propria squadra. Davvero un gran bel gol da parte del numero 13 dei campioni d'Italia. Eccolo qui inquadrato, sentiamo le parole di Samperi. Nel momento in cui c'è un laterale, se la possiamo dare a Carlos nella porta e da uno scarico anche là, già abbiamo risolto il problema. Guardate che in questa situazione di qua che è successa ora con là, che è quella che gli dà più fastidio, con il primo uomo che taglia dentro è la cosa che gli dà più fastidio. Ultima cosa, tutto questo qua che ho detto non può prescindere senza una difesa individuale, dobbiamo andare a seguire l'uomo, difesa forte. Parte del tecnico campione d'Italia e si riprende dal cerchio centrale del campo, visto che precedentemente è arrivato il gol di Braga 3-1. Una Kame che era partita molto bene, aggressiva in avanti, poi dopo aver subito il secondo gol ha arretrato troppo il proprio baricentro, consentendo degli attacchi continui da parte dei campioni d'Italia. Tentativo di ripartenza con lanci lunghi, ma questo non ha portato un granché, anzi la formazione di casa ha subito anche la terza marcatura. Sutton, pallone che filtra in area di rigore della Feldi, ma può ripartire con Caponigro. Caponigro, numero 7, si allunga il pallone e rientra Giappa. Delgaudio non è riuscito ad essere incisivo nei minuti in cui è rimasto in campo e quindi Roscia ha fatto rientrare Giappa, anche perché aveva già abbastanza riposato il numero 12 inquadrato qui di spalle, che ora cerca il pressing dal Cin in tutta tranquillità. Il lancio, Pietrangelo con i pugni mette il pallone fuori, la Kame è costretta a difendersi nuovamente. Baroni, l'autore della prima rete di questa partita, all'indietro per Dalcin. Dalcin, qualche passo in avanti per il numero 3. Matias, Venanzio, su di lui c'è Saccon, pallone che finisce fuori. Pietrangelo subito velocemente per Sutton ed ora cerca di avanzare all'interno della metacampo avversario con questa serie
di passaggi. Turk, Sutton, arretrato Giappa, la chiusura ottima da parte di Galliani, che aveva capito la traiettoria del pallone, aveva chiuso, come si dice, la linea di passaggio. Sacon, pallone troppo lungo per Turk, non si sta ritrovando la formazione di casa. La Kame Treviso ora è in fase difensiva, la chiusura di testa, pallone recuperato da Giappa e sottratto all'eventualità di possesso rossoblu. Poi sulla banda tentativo di Turk verso Giappa, pallone che viene messo in rimessa laterale con un tocco, ultimo tocco dei rossoblu. Si va a disporre la Kame con l'intervento su questo tentativo di Baroni, gli applausi della panchina della formazione campana. Rimpallo sfavorevole, attenzione, può partire in contropiede il possesso di Patias, che decide di dare ad Alcin, largo sulla sinistra ancora per Baroni. Ci sono le proteste del pubblico per questa decisione arbitrale. Sacon avrebbe voluto un'altra decisione, cioè la rimessa a proprio favore. Nel frattempo c'è la possibilità da parte di Liberti, che si libera del pallone, lo dà indietro per Dalcin, che supera la linea mediana del campo. Parte il tiro, la grande parata di Pietrangelo, ficcante su questa, e intanto c'è quasi il gol da parte di Patias. Fase un po' di confusione, anche perché si era spostata la porta su questo intervento sul secondo palo. Vicinissima ancora una volta, vediamo se riusciamo ad avere i replay da parte della regia. Intanto eccolo qui, il pallone che stava praticamente per entrare. È stato ottimo l'intervento di Pietrangelo, che ha tolto letteralmente la palla dalla propria porta, spostandola anche successivamente, ma sicuramente davvero pericolosissima la squadra evolese. Intanto vediamo che gli arbitri stanno evidentemente decidendo da dove far ripartire il gioco, da quella posizione, quindi è pronto Liberti, eccolo qui, di Mancino per Venanzio, ancora Venanzio, il pallone all'indietro per Dalcin, ancora il Mancino, attenzione perché è sempre pronto il numero 8 della Feldi Eboli, Patias, a rendersi pericoloso, era lasciato troppo solo in precedenza. Ed ecco che Turk porta avanti il pallone e poi lo calcia subito in avanti, ancora il pivot in campo della Feldi con Turk, che va a posizionare la sfera nel punto indicato dall'arbitro. È stato troppo il tempo di attesa per questa rimessa laterale e quindi cambio di versante con Dalcin, che in precedenza ha fatto vedere una delle sue caratteristiche. Intanto c'è il pallone che entra in porta, non sappiamo se c'è stato un ultimo tocco da parte di Azzoni. Comunque questa è la quarta rete da parte della formazione della Feldi. Vedete Dalcin, pallone alto, e per precedere gli avversari Pietrangelo si tuffa
ma manda il pallone proprio sulle gambe di Azzoni, quindi possiamo parlare sicuramente di un'autorete, sfortunata autorete. Vediamo intanto Giappa e la rete, accorcia le distanze, liberissimo di destro sul secondo palo, e quindi siamo sul 2-4. Giappa, ecco Sutton, il destro a giro, il pallone che colpisce prima l'interno del primo palo e si insacca poi dentro, e quindi il risultato ora è nuovamente variato, 2-4, e certamente sicuramente una partita incredibile dal punto di vista così dei gol che abbiamo visto, ben 6 in poco più di metà della prima frazione di gioco. Baroni, Sutton, Selusio, Braga, Azzoni in autorete e Giappa. Questa è la sequenza dei marcatori delle reti di questa Came Treviso Feldi Eboli. C'è un fallo fischiato a favore della formazione di Silvio Roscia. 2-2 per quanto riguarda il computo dei falli, inquadrato Turk. Sutton, Sutton veramente uomo ovunque, assist e gol per lui, decisamente uno dei migliori per quanto riguarda la Came. Anche Giappa sta facendo una buona partita, ma è evidente anche insomma le capacità tecniche, non per niente sono campioni d'Italia quelli della Feldi Eboli, dal CIN, e hanno appena vinto la Supercoppa. Igor Carioca per Venanzio, Igor Carioca, il tacco, spettacolo da parte della Feldi Eboli che ritorna subito in possesso di palla nuovamente. Venanzio cerca di far proseguire Saccon, entra al posto di Turk, Botosso, il numero 13 Lucas Braga, Sutton, ed ecco manda subito direttamente fuori Lorenzo Pietrangelo. Lucas Braga, autore del 3-1, ora è in campo. Franco Bollato da Saccon, intanto forse c'è un fallo su Giappa, l'arbitro fa proseguire. Attenzione che c'è Giappa che si riporta in avanti, mette il pallone in mezzo e poi c'è il gol di Sutton in maniera caparbia dopo aver subito probabilmente un fallo. Giappa è ritornato in possesso di palla, ha messo un pallone in mezzo all'area di rigore sul quale si è avventato Sutton. Vediamo, eccolo qui, vedete il capitano della Came Treviso e poi il pallone non controllato bene da Dalcin e la palla che entra in rete sull'ultimo tocco del giocatore della Came, quindi 3-4, partita riaperta. 7 gol in appena 13 minuti di gioco e non è stato ammesso ancora in campo nessun portiere di movimento, perché di solito magari questi punteggi si vedono soprattutto durante il secondo tempo o comunque quando c'è qualche squadra che deve recuperare. Intanto attenzione, la Feldi Eboli ha la possibilità
di riportarsi sul +2, ma questa volta Lucas Braga non è riuscito a trovare quella che sarebbe stata la doppietta per il giocatore numero 13, che ora si è portato fuori dal limite dell'area di rigore. Abbiamo visto in precedenza che Lucas Braga aveva tentato il tiro da fuori, infatti lo ripete, fotocopia quello che avevamo visto qualche minuto fa. In questa situazione tattica la Came deve fare sicuramente molta attenzione. La chiusura ora di Venanzio, il pressing, ecco, il pressing è stata sicuramente la situazione tattica più importante. Grandissima parata di Pietrangelo su Lucas Braga, applausi per l'estremo difensore della Came, ma veramente sono tantissime le occasioni da gol, è veramente difficile poi trarne degli highlight su questa partita, perché già sono tantissime le reti. Se ci mettiamo anche le azioni potenziali da gol, veramente dovremmo mettere, non dico tutta la partita, ma insomma diversi minuti per far rivivere. Ma intanto vediamo come vanno le cose in diretta, ancora con Lucas Braga, la lotta, come sta gestendo questo possesso di palla. L'arbitro non fischia il fallo, le proteste da parte della Feldi Eboli, che avrebbe voluto una segnalazione arbitrale su questi continui contatti sul proprio giocatore. Gli arbitri hanno fatto proseguire. Intanto c'è Galliani che fa danzare il proprio corpo sul pallone con il sinistro. Ancora Lucas Braga, attenzione, il pallone provato da Selusio. Ci sono ancora le proteste da parte della panchina, in particolare Samperi, che avrebbe voluto nuovamente l'intervento da parte degli arbitri. A 5:45 al termine del primo tempo, risultato di 3-4. Botosso, scusatemi. Intanto ancora con Di Guida, pallone che finisce fuori. C'è la possibilità di questo corner a favore proprio della Came Treviso, con Di Guida, il numero 14, all'indietro, parte il tiro. C'è stata una deviazione in fase difensiva della Feldi Eboli con il pallone che ora verrà messo in moto da Pachi del Gaudio. Sutton, il pressing che questa volta riesce, pallone che arriva all'MLM tra le mani di Pietrangelo. Subito il rilancio per Del Gaudio, c'era Galliani che lo stava controllando. Ora Galliani si sposta sulla destra, è proprio lui ad essere servito, cerca l'intervento ad aggirare di Botosso, e intanto si è fatto male Botosso. Fa fatica a respirare. Intervento anche del medico. Nel frattempo l'arbitro si sta parlando con la panchina della Feldi. Ecco qui qualche problema, toccato duro il giocatore della Came su questa uscita da parte del proprio portiere, come un kamikaze per anticipare il tentativo di Galliani, che aveva quasi superato Botosso, che ora si rialza. Vedete, molto sofferente il giocatore con la maglia numero 7 che torna in panchina, ed è Turk che ora rientra in campo al suo posto. Del Gaudio mette il pallone fuori. Venanzio, su di lui c'è Sutton, grande partita di Sutton. Già l'anno scorso era stato uno dei giocatori migliori della Came
e anche in questo esordio, in questo campionato si sta dimostrando nuovamente alla grande. Vedete come va sul pallone di Guida, sempre molto deciso nei suoi interventi il giocatore, ora in possesso di palla. Turk, Sutton per Del Gaudio che però era arretrato. Turk, pallone recuperato, Sutton cerca di trovare un compagno libero sulla destra, poi il tentativo di Selusio e c'è questo calcio dalla lunga distanza di Pietrangelo con Del Gaudio che probabilmente avrebbe voluto il pallone da parte del proprio portiere. Galliani, l'intervento con il corpo a fare barriera, non consentire all'ex della Came di lanciare in avanti i propri compagni. Rimessa laterale con Venanzio. Galliani, ancora Del Gaudio, di Guida, si alza il pressing della Came, se ne sottrae Galliani, bene col sinistro, la chiusura di Del Gaudio, il numero 9 contro il numero 22 del qui inquadrato Galliani. Messa in gioco di Selusio, all'indietro, pallone lungo, non viene controllato da Patias. Del Gaudio cade a terra, tutto regolare, l'arbitro non fischia. Dalcin, colpo di testa di Sutton, Del Gaudio, l'intervento a gamba alta, gioco pericoloso di Patias e quindi si riprenderà con l'arbitro a braccio alzato, per cui appunto questo gioco pericoloso di Guida. Turk, Sutton, pallone alzato, Giappa, poi un rimpallo favorisce di Guida, c'è stato un fallo secondo noi, non secondo l'arbitro, pallone che sarà rimesso in gioco con una rimessa laterale quando mancano poco più di 3 minuti al termine della prima frazione di gioco. Incredibile, 7 reti, tutte belle azioni. La Feldi si era portata prima sullo 0-1, poi sull'1-4, ma sempre c'è stata, se non immediata, quasi la risposta di Treviso, che ora cerca di combinare qualcosa di buono in avanti con questa iniziativa, ma non ci riesce. Sutton questa volta non ha trovato in maniera adeguata il proprio compagno libero. Galliani tutto solo, attenzione, Pietrangelo non si fa superare, tiro deboluccio da parte dell'ex Galliani, no, anzi è Selusio che rimane in possesso di palla per Venanzio. Galliani, l'esterno sinistro per Dalcin, lungo il rinvio, pallone ancora per Selusio. Venanzio che si sgancia in avanti, il numero 5 Patias, ancora Selusio, pallone che ritorna tra i piedi di Dalcin che lo smista nuovamente sulla destra per Patias, cade a terra, l'arbitro fa proseguire, si è buttato un po' così, un po' troppo platealmente il numero 8 Galliani, parte il sinistro sul primo palo, si butta a terra per non far passare il pallone. Pietrangelo, la rimessa in gioco. C'è Galliani che asciuga il pallone al suo ex giocatore, parte il tiro, attenzione Patias, pericolosissimo, con il puntone interviene al limite dell'area di rigore, ma la palla esce sul fondo. Eccolo qui, la sponda. Patias
colpisce di sinistro, ma il pallone finisce fuori. Dall'altra parte il colpo di testa classico tentato su questi rilanci lunghi di Pietrangelo da parte del qui inquadrato Giappa. Il replay, il lancio del portiere della Came Treviso, il colpo di testa a girare, non riesce a dare il giro giusto con il collo e la testa, e Turk stava per approfittare di questo retropassaggio di Galliani verso Selusio. Si era portato in avanti Azzoni per ricevere il pallone. Mancano meno di 2 minuti al termine del primo tempo, rientra Igor Carioca. Intanto attenzione, la doppia possibilità da parte della Came, e poi ultimo con questo tentativo un po' deboluccio da parte di Turk. Dall'altra parte spara subito Dalcina verso Pietrangelo, è andata molto vicina alla rete del pareggio la formazione trevigiana, che ora porta avanti il pallone con Turk all'indietro per Saccon, ed eccolo qui Lucas Braga, il numero 13. Ricordiamo che tra le altre cose Samperi deve fare a meno per un problema al piede di Marinovic. Gli altri giocatori che non sono nella distinta non lo sono per diciamo scelta tecnica. È abbondante la rosa a disposizione del tecnico campione d'Italia, per cui può decidere in ogni partita che tipo diciamo di selezione fare, che uomini, i 12 uomini da mettere nella distinta, quindi tanto si dovrebbe riprendere tra poco. C'è da asciugare il parquet qui del Palacicogna a poco più di un minuto alla conclusione del primo tempo. Davvero un bellissimo primo tempo, divertente, con il risultato ancora in bilico di 3-4. Botosso, che si è ripreso dopo la botta ricevuta precedentemente, il numero 7 cerca di gestire il pallone, ma su di lui c'è l'ottimo intervento di Igor Carioca, poi fa una finta di calciare il numero 10, pallone che questa volta non viene gestito da Lucas Braga, con Saccon che va a recuperare il pallone. C'è la rimessa laterale, attende Turk, Saccon, Turk, passaggio per Pietrangelo, Botosso, pallone alto, attenzione Giappa, rinviene sulla palla, cade a terra, 2 giocatori su di lui, e poi ancora Igor Carioca, c'è libero Venasio sulla destra, lo serve Venasio, salta l'uomo, Botosso, l'intervento di Pietrangelo, e poi c'è l'intervento falloso di di Lucas Braga, e quindi il fallo, partitona anche da parte di Pietrangelo, che ha dovuto spesso e volentieri togliere le cosiddette castagne dal fuoco a favore della propria squadra. Vediamo ancora nel replay l'ultimo intervento dell'estremo difensore che fa parte appunto della nazionale italiana, Giappa. Pallone di ritorno per Turk, ancora Giappa, cerca a dare indicazioni a Botosso di spostarsi, poi c'è un lungo rilancio da parte di Pietrangelo a cercare Teo Turk, il numero 8, troppo alto il pallone anche per uno dei giocatori che non è proprio altissimo, e si conclude qui il primo tempo, un grandissimo bel primo tempo con il risultato parziale che vede i campioni d'Italia della Feldi Eboli in vantaggio per 4-3, e ora ci sarà come di consueto l'intervallo. Ci sentiremo ad inizio ripresa.
Ed eccoci qui in attesa del calcio d'inizio del secondo tempo, al termine della prima frazione di gioco tra Came Treviso e Feldi Eboli. Il risultato vede i campioni d'Italia in vantaggio per 4-3. Andiamo a leggervi in sequenza i marcatori: Baroni per lo 0-1, Sutton per l'1-1, Selussio per l'1-2, Lucas Braga per l'1-3, l'autorete di Azzoni per 4-1, Giappa per il 2-4 e Sutton per il 3-4. Partita molto divertente per quanto riguarda non solo per il fatto che ci siano stati sette reti, ma anche perché ci sono state veramente altre tantissime azioni potenziali da gol. Intanto vediamo Giappa che si libera del giocatore, in particolare di Venanzio, del giocatore avversario. Intanto parla, come spesso fa, con l'arbitro invece di guardare un po' la situazione del gioco, il capitano della Came Treviso. Partita sicuramente ancora aperta, cade a terra, attenzione Patias. È stato toccato duro secondo lui, guarda male l'arbitro. Sta ancora indicando quanto avvenuto in campo poco fa il giocatore. C'è il passaggio dello stesso giocatore verso Pietrangelo. Si riprende il gioco con Giappa che, come di consueto, addomestica il pallone, il pivot che ritorna in possesso di palla ora. Sutton, Sakon che riesce per un attimo a impossessarsi del pallone, Sakon che comunque ha guadagnato una rimessa laterale. Turk su di lui, Baroni, il numero 23. Turk cerca di liberarsi, poi cade a terra Baroni, l'arbitro fa segno di rialzarsi. Sutton l'intervento e c'è il fallo, questa volta fischiato a favore della Feldi Eboli, il primo fallo di questa ripresa. La partita non è stata cattiva durante i primi 20 minuti di gioco. Si riprenderà con il calcio di punizione sul punto di battuta già Venanzio. Vedete il riflesso del sole che praticamente quasi non fa vedere il pallone. Attenzione, Turk viene preso per le braghette da Baroni e si becca l'ammonizione, la prima ammonizione della partita, quindi per il numero 23 Lucas Baroni, quando siamo già all'interno del secondo minuto di gioco di questa ripresa. Il risultato è ancora fermo come al termine dei primi 20 minuti, con i campioni d'Italia in vantaggio per 4-3. Turk all'indietro per Sakon, passaggio per il numero 89 Giappa, in mezzo a tre avversari, gli rubano il pallone, poi il tentativo di rinvio, cade a terra, l'arbitro dice che è tutto regolare. Attenzione, la chiusura di Sutton, Giappa protesta come capitano per quello che sono state le decisioni in questo caso da parte degli arbitri. Parte il tiro ancora di Patias, pallone respinto da Pietrangelo. Dall'altra parte invece viene fischiato il fallo per Giappa e viene anche ammonito per proteste.
ammonito. Si tratta del secondo fallo. Ammonito quindi il numero 12, il capitano della Kame Treviso. Baroni. Venanzio, Dalcin, pallone altissimo e c'è il fallo di Turk. Adesso praticamente gli arbitri stanno fischiando tutto. Come spesso succede, ci sono dei repentini cambiamenti di decisione da parte degli arbitri, anche forse per calmare gli animi. Più la squadra protesta, di solito vediamo che più gli arbitri poi fischiano contro di lei, questo in generale. Giappa a protezione della propria porta, Venanzio è largo sulla sinistra, parte il tiro, il puntone diretto da parte del numero 8 della Feldi Eboli, Patias, e quindi Turk, pallone che finisce fuori dal rettangolo di gioco. C'è Igor Carioca che va a recuperare il pallone, il brasiliano classe 98. Dalcin, l'anticipo di Saccon. Attenzione che si sono toccati con la testa entrambi i giocatori, cade a terra una brutta botta. Baroni, ancora Baroni per Venanzio, Saccon porta avanti la sfera, la recupera molto bene all'indietro Patias, palla recuperata da Sutton che si lancia sulla destra, il pallone è messo fuori dal campo dall'intervento da parte di Venanzio, e quindi dovrà anche essere asciugato il parquet. Viene richiamato l'addetto della Kame. Inquadrato Dalcin. Tentativo da fuori di Saccon che rimbalza sul corpo di Igor Carioca, poi Giappa, pallone che viene girato in mezzo con questo salto e questa girata di testa da parte del capitano della Kame Treviso. Igor Carioca ha spazio, non gli va sotto Giappa. L'anticipo, capisce tutto Sutton, vediamo se c'è il passaggio filtrante per Giappa, l'ottima chiusura, liberissimo Saccon, parte il tiro, pallone che si alza sopra la traversa, la disperazione del qui inquadrato giocatore della Kame Treviso che torna nella zona arretrata per controllare in difesa Lucas Braga, eccolo qui, che riceve il pallone, il numero 13, non riesce a girarsi subito Pietrangelo per Saccon, Del Gaudio, il napoletano Del Gaudio in mezzo per Botosso, ancora Sutton, parte il sinistro, pallone che si alza sull'intervento difensivo della squadra rosso-blu, con gli ebolitani che si mettono tutti all'interno nei pressi della propria area di rigore. Pallone per Del Gaudio, sparato, tentativo che finisce altissimo. Eccolo qui il giocatore
che proviene dalla Serie A2, un buon precampionato per l'attaccante, il pivot diciamo della formazione della Kame, Igor Carioca. Ecco Del Gaudio che cerca di recuperare il pallone, ecco ancora il numero 9, viene stratonato abbondantemente e dopo un po' l'arbitro decide di fischiare il fallo a favore della Kame. 3-2, 3 i falli commessi dalla squadra locale, 2 dagli ospiti. Sono passati quasi 4 minuti di questa ripresa, il risultato è ancora uguale a quello al termine del primo tempo, ovvero Kame Treviso 3, Feldi Eboli 4. Sul punto di battuta c'è Sacon, però adesso arriva Sutton, largo sulla sinistra c'è Botosso, sulla destra Del Gaudio. Stanno cercando di capire evidentemente su quale pertugio puntare. Sacon parte il destro, parte il tiro, il colpo di testa di Lucas Braga ad anticipare anche l'eventuale intervento del proprio portiere. Parte il tiro che diventa un passaggio. Del Gaudio pensava che ci potesse essere un'ultima deviazione da parte di un giocatore campano, invece non è così. L'intervento di Sutton ad anticipare Caponigro per Braga, Lucas Braga all'indietro per Selusio, Igor Carioca, Selusio si porta in avanti, cerca il destro e il pallone non finisce di molto lontano dalla porta difesa da Pietrangelo. Del Gaudio cerca di girarsi, non riesce ad avere la meglio. Del Gaudio, Igor Carioca che dimostra tutta la sua classe brasiliana nell'addomesticare il pallone che ora è ancora a sua disposizione. Selusio, Caponigro fronteggiato da Botosso. Caponigro classe 1997, Botosso 1999, comunque due giocatori giovani. E il gol di Igor Carioca che trova e gonfia la rete per il 3-5 della Feldi Eboli. E quindi quando mancano poco più di 15 minuti al termine della partita va ancora sul +2 il vantaggio della formazione ospite. E ora Caponigro può ripetersi, attenzione con questo passaggio che non filtra verso Lucas Braga. Un risultato di 3-5, ben 8 le reti realizzate in circa sostanzialmente 25 minuti di partita. Galliani, il sinistro, c'è la rimessa dal fondo, lungo il rilancio, attenzione Botosso e un po' sbilanciato, non riesce a trovare la buona coordinazione per colpire verso lo specchio della porta avversaria. Finisce sul fondo l'iniziativa del numero 7. E quindi ancora un gap da recuperare di 2 reti per la squadra di Silvio Roscia, che sostanzialmente è rimasta quasi sempre in svantaggio in questa partita. Dopo lo 0-1 aveva recuperato sull'1-1, però poi la squadra campione d'Italia è riuscita sempre a rimanere sul +1, addirittura anche sul +3 a un certo punto della partita. Ed ora c'è la rimessa con la rimessa laterale di Galliani
per Caponigro. Ancora Galliani, lungo il rilancio, l'uscita di Pietrangelo che tocca il soffitto, molto più alto rispetto a quello che era del Paladosson, questo del Palaciconia. L'intervento risolutore da parte di Pietrangelo per anticipare l'avversario. Selusio, Dalcin, pallone delicato per Galliani, palla che finisce fuori, non addomesticata dal numero 22 della formazione campana. Rilancio di Pietrangelo, troppo alto, troppo lungo il pallone per Giappa, che ora già si mette in posizione difensiva e va a intromettersi sul tentativo di passaggio di Galliani verso Venasio, e poi sbaglia il punto in cui doveva batterlo, se la prende un po' Galliani con l'arbitro che scuote la testa e dice che ci dovrà essere il cambio di questa rimessa laterale, con lo speaker che sta cercando di incitare il pubblico a farsi sentire. Sacon ancora per il numero 89, parte il tiro, il diagonale, l'ottima gestione di palla di Giappa, poi in corsa il tentativo, eccolo qui il tacco, la solata all'indietro per l'89 che non riesce a trovare il palo più lungo, un tiro diretto non a giro. A 13:43 al termine della partita. E di slancio Selusio non riesce a tenere il pallone basso, ottima occasione, se la prende con se stesso il numero 77 a porta sguarnita, praticamente non ha avuto l'occasione per trovare la coordinazione giusta, evidentemente il numero 77, per portare sul +3 in questa partita la propria squadra. Pietrangelo, rilancio lungo, colpo di testa di Sacon, pallone che finisce fuori. Gara ancora tutta da giocare, nel calcio a 5 non sono certo due reti di differenza che mettono il cuore in pace a chi è in vantaggio. Turk, il destro, la respinta di Dalcin, ottima occasione per il giocatore della Came Treviso, che ora si mette in mezzo. C'è una rimessa laterale, non era un calcio d'angolo. La puntata di Sacon, si era buttato sulla traiettoria Dalcin, ma non c'è stata nessuna deviazione da parte del numero 3. Vediamo intanto nella precedente azione il piatto debole del numero 8 del quintetto trevigiano. Sacon poi rilancio in pressing l'onnipresente Lucas Braga. Turk, Sacon sulla banda, la chiusura della Feldi Eboli con Selusio, pallonetto, tentativo di girata, Sacon, ancora Selusio, Braga, l'ottimo intervento in chiusura di Sacon, stava per armare il proprio destro. Lucas Braga non c'è riuscito proprio per l'intervento del giocatore della Came Treviso. È sempre molto pericolosa la fase offensiva delle Volpi di Salvatore Samperi.
viene ancora asciugato il parquet. Pallone calciato da Venanzio, ben sopra la traversa di Pietrangelo, che con la mano destra è pronto a lanciare Giappa. Su di lui c'è Venanzio, pallone per Turk, Selusio è davanti a lui, Turk, palla per Sutton, capisce tutto Galliani, pallone che viene calciato fuori da Pietrangelo. Speriamo quest'anno di non essere colpiti. L'anno scorso la nostra telecamera è stata colpita, però non affondata, perché in quell'occasione eravamo riusciti a continuare con le nostre riprese. Igor Carioca salta per primo Sutton, poi li sbarra la via Turk. Baroni con ancora Venanzio, Baroni, l'anticipo di Sacon ma in maniera fallosa, e arriva quindi la quarta, attenzione, il quarto fallo. Baroni per Venanzio, Igor Carioca, Pietrangelo, lungo rilancio per Sutton quando il pallone aveva già superato la linea laterale. C'era stato il tentativo di farla rimanere in campo da parte del numero 10. È stato mandata in avanti troppi metri. Deve sempre evidentemente il giocatore chiedere qual è il punto esatto dove battere la rimessa laterale. In questo caso i giocatori della Fel di Eboli non sono stati concentrati su questa situazione qui, e quindi ecco qua il cambio di rimessa laterale. C'è Sutton, Del Gaudio si fa vedere, esce dalla marcatura il pivot, rimane in avanti Azzoni. Si fa vedere Del Gaudio, viene servito, parte il destro, il pallone che finisce tra le mani di Dalcin senza problemi. L'estremo difensore calcia subito, immediatamente verso la porta di Pietrangelo, con il pallone che finisce fuori, subito rimesso in gioco dalla numero 1 della formazione della Cam Treviso, e poi una serie di carambole fanno sì che il pallone ritorni a Dalcin. Subito il rilancio, colpo di testa, altro colpo di testa di Azzoni, l'anticipo di Venanzio, pallone che rimbalza, lo guarda Baroni, poi cerca di andarsene via sulla banda di destra, cade a terra e per l'arbitro è fallo commesso da giocatore della Cam Treviso, vale a dire il numero 14 Loris Di Guida. E attenzione perché è concluso il bonus dei falli, 5 falli, quando praticamente si sono giocati 3/4 della partita. Si entra tra poco nell'ultimo quarto di questo match che vede in vantaggio, come vedete dalla nostra sovraimpressione, la squadra campione d'Italia della Fel di Eboli. Sbaglia tutto Igor Carioca, però poi si va a riprendere il pallone il numero 10, autore dell'ultima rete nella sequenza di questo 3-5. Cercato al volo Sacon di girare il pallone verso la porta avversaria, non c'è riuscito. Comunque ci sono stati gli applausi del pubblico di casa. Igor Carioca sul filo della rimessa laterale ha cercato di sottrarsi alla marcatura dell'avversario, però si è portato il pallone fuori. Azzoni, Di Guida, provato per Del Gaudio,
inquadrato appunto di Guida, vediamo se riceve il pallone, infatti è così. Azzoni, Botosso, Del Gaudio, Azzoni, Del Gaudio, di Guida per Botosso, troppo alto il pallone, si era portato in avanti controllato da Igor Carioca Botosso, ed è lo stesso numero 10 in possesso di palla per Venanzio. Del Gaudio, Azzoni, Del Gaudio, di Guida, Del Gaudio, Botosso, su di lui c'è Igor Carioca, cerca di accentrarsi, di Guida, anche lui cerca di accentrarsi in posizione centrale. Botosso, passaggio provato verso di Guida da parte di Botosso, il 7x14 dall'altra parte, l'ottimo anticipo di Azzoni, può ripartire in velocità Del Gaudio, smissa sulla sinistra per di Guida, arriva in gran corsa Botosso, mastica un po' il pallone che finisce sul fondo. Igor Carioca, il pressing però solitario da parte di Guida, attenzione a non commettere un altro fallo da parte della Came, sono già 5 quelli commessi da quelli in maglia azzurra. Di Guida per Botosso che ferma il pallone, cade a terra e poi Igor Carioca spara fuori il pallone dal rettangolo di gioco e c'è il time out richiesto dalla formazione della Came, e quindi ora intanto sentiamo con la nostra telecamera invece le indicazioni di Salvatore Sampieri. Ora ancora non c'è portiere, ora con la maglietta, se entra Turca andiamo quanto da quella parte. Ascoltate un attimo, ora a maggior ragione rispetto a prima, in zona 1 non si resta le stilistiche che abbiamo fatto ora, andiamo, ci sistemiamo, abbiamo il pivot là davanti, giochiamo col pivot e rimaniamo lì. Va bene, abbiamo altri 3 falli da poter spiegare se dovesse servire, ora combatti più che mai, ora combatti, guarda ragazzi, aspetta che c'è quella casata di 2. Molto più veloce la spiegazione della panchina della Feldi Eboli rispetto a quella della formazione di casa. Vedremo se tra poco, infatti è così, ci sarà quindi il portiere di movimento Teo Turk che è pronto a entrare con la maglia bianca. Attenzione, quindi entriamo nella fase diciamo più importante del match negli ultimi 10 minuti, con la squadra di casa che deve recuperare 2 reti sul 3-5. Vedremo come si comporterà in fase difensiva la squadra ospite. E intanto eccolo qua la prima azione d'attacco con Turk, il portiere di movimento. Sacon, Giappa, Sutton. Il campo è leggermente più grande rispetto a quello del Palla d'Ossona, questo qui del Palla Cicogna. Turk, Giappa, il pallone che viene toccato e messo fuori dai giocatori ebolitani. Sutton, Turk, Giappa, sul secondo palo c'è Del Gaudio che è pronto a mettere il pallone in rete, largo sulla sinistra invece c'è Giappa a condurre le danze, quindi Sacon che è ora in possesso di palla. Sutton, Sacon in mezzo, attenzione perché potrebbe esserci il tiro verso la porta avversaria da parte dei giocatori in maglia
rossoblu, ma rientra in possesso di palla la Kame. Turk indietro per Sutton, Giappa, Sutton, questa volta è Turk che si è spostato sulla destra, c'è il calcio d'angolo a 6:43 al termine della partita. Le indicazioni, intanto sentiamo in sottofondo le scarpe di Igor Carioca. Parte il tiro di Sacon e c'è stata un'ulteriore deviazione, quindi pallone ancora per la Kame Treviso. Del Gaudio ha cercato di mettere in mezzo pallone all'indietro, calciato malissimo da Del Gaudio, e quindi deve rientrare Pietrangelo. Sciupata questa opportunità da parte della formazione di casa, e ora c'è il possesso di palla della Feldi Eboli, che con Igor Carioca ha sprecato subito il proprio possesso di palla. Rientra Turk come portiere di movimento. Lungo rilancio, pallone messo fuori secondo l'arbitro da Sutton, poi c'è questo rilancio completamente sbagliato, un po' di confusione in questa fase della partita sia da una parte che dall'altra. La Kame cerca di rimettere in campo il portiere di movimento, ma non ci riesce. Poi c'è anche l'intervento di Igor Carioca che torna in panchina. Al suo posto c'è Camponigro, prende il posto del numero 10 rossoblu. Sacon, Sutton, Turk, eccolo qui, Del Gaudio, Sutton. Parte Ciapa con i piedi, attenzione, potrebbe tirare, fanno un po' di schermo i giocatori della Kame. L'ultimo uomo della Kame Treviso era Sutton, adesso c'è Turk come portiere. Alto il pallone, finisce in rimessa laterale con tutta calma. Turk stava per far entrare Pietrangelo, invece il proprio allenatore Silvio Roscia ha detto di farlo rimanere. Attenzione, c'è il fallo, questa volta è con ammonizione di Venanzio, calcio di punizione da buona posizione a poco più di 5 minuti dal termine della partita. Si tratta del terzo fallo di squadra. È comunque stato ammonito il giocatore della Feldi Eboli, e vediamo come va a costruirsi questa azione, questa punizione. Allora si deve innanzitutto mettere il pallone nel punto esatto con gli arbitri che devono ancora decidere dove deve essere posizionato il pallone. Addirittura si torna indietro, mi pare un po' troppo indietro, eccessivo, e infatti interviene la crono per indicare qual è la posizione corretta, eccola lì, e dice che deve essere addirittura al limite dell'area di rigore. Incredibile. E vabbè, vediamo, dopo aver finalmente deciso qual è il punto esatto dove battere il calcio di punizione, con l'aiuto della signora Elena Lunardi di Padova,
i due arbitri in campo hanno deciso che quello dovesse essere il punto esatto. Parte Sutton, parte il tiro, il pallone che colpisce il petto di Dalcin, ottimamente posizionato l'estremo difensore della Feldielb. Intanto c'è Giappa, Sutton, parte il tiro, rimane lì il pallone ma lo prende in due tempi Dalcin, si riporta subito in attacco la formazione campana che va vicinissima a trovare la sesta marcatura con Selusio. I giocatori di Samperi avrebbero voluto una deviazione, quindi un corner, invece non è così. Giappa, parte il tiro, l'ottima girata, però è prontissimo Dalcin. Ancora Giappa, interviene Selusio, si fa vedere ancora Lucas Braga. Esce Giappa, entra Di Guida a 4:21 esattamente al termine del match. Cerca Igor Carioca di trovare spazio, poi torna indietro, pallone che arriva tra i piedi di Dalcin, verticale, la chiusura ottima di Del Gaudio che ora torna in panchina, al suo posto c'è Botosso. Botosso, pressing alto, pallone colpito di testa da Sacon. Lucas Braga cerca di intervenire sulla sfera, però c'è Botosso, Sutton, su di lui ci sono due giocatori. Ottimo il passaggio per Sacon. Di Guida, parte il tiro del numero 14, prontissimo l'intervento sul primo palo con i piedi da parte di Dalcin. A 3:33 esattamente al termine della partita, ed ecco che si riparte con il portiere di movimento Turk con la maglia bianca, posizionato sul centrodestra. Eccolo qui inquadrato ora dalla nostra telecamera, il numero 8 Giappa mantiene il possesso di palla, cerca di superare in qualche modo Venanzio e c'è necessità dello spazzolone per andare ad asciugare il parquet. A 3:21 dal termine, con la Feldieboli che sta cercando in questi ultimi minuti di capitalizzare il proprio vantaggio, doppio vantaggio per l'esattezza, 3-5, un unico gol realizzato nella ripresa. Al quinto minuto Igor Carioca, dopo che il primo tempo si era concluso sul 3-4, meno reti decisamente nella ripresa, diciamo un andamento un po' atipico rispetto al solito. Giappa, Sacon, Turk, circolazione di palla, Giappa, Turk, e cade a terra Turk, si grida al rigore, si tocca la gamba sinistra il giocatore della Came, praticamente schizzata tutta completamente la panchina alla nostra sinistra della formazione della Came, e poi spara alto, altissimo Del Gaudio. Rivediamo, se abbiamo la possibilità, ecco qui il pallone entra, cade a terra, secondo l'arbitro gli arbitri non è successo nulla. Sutton perde il pallone con Igor Carioca, che poi mette fuori la sfera dal rettangolo di gioco. Patias ritorna in campo, anche Caponigro al posto di Igor Carioca. Sutton, Turk,
deve provare il tutto per tutto, ovviamente la Kame. Mancano circa 130 secondi al termine del match, i tempi si stanno restringendo. Di Guida deve uscire, cerca di far spostare la parte il sinistro, Turk, il destro del numero 8 che si alza sopra la traversa, rientra in campo Pietrangelo con questo possesso di palla da parte della Feldi Eboli, con la panchina campana che sta dando indicazioni. Selusio cercherà di mantenere il possesso palla, parte il tiro, attenzione Igor Carioca, parte questo tentativo da parte di Selusio in velocità. Giappa per Sutton, il pallone di ritorno, esce Pietrangelo, pallone ancora dato buono, rimasto in campo secondo gli arbitri. Turk per questo ennesimo tentativo con il portiere di movimento da parte della Kame Treviso. Parte il tiro e con la spalla clamorosamente stava per indirizzare il pallone senza saperlo quasi Di Guida, ma la sfera finisce fuori. Incredibile, un tiro diretto verso la porta avversaria da parte della Kame, con Di Guida che si era trovato nella posizione diciamo anche giusta per quelle che sono le applicazioni dei giocatori che stanno lateralmente alla porta quando c'è il portiere di movimento, ma non è stato pronto a mettere il pallone fuori. Tanto c'è Giappa, Di Guida, siamo entrati nell'ultimo minuto della partita qui alla Palaciconia con l'ultimo tentativo da parte della Kame che sbaglia tutto, e possiamo abbastanza essere sicuri insomma di questa vittoria dei campioni d'Italia qui in terra trevigiana. La squadra campana ha dimostrato tutta la sua bravura in questa partita d'esordio in questo campionato. Vediamo se riesce ad accorciare le distanze la Kame con questo ulteriore tentativo da parte di Sutton. Gli applausi del pubblico, ce l'ha messa veramente tutta la formazione di Silvio Roscia, che però insomma ha avuto così una finestra di partita negativa nel primo tempo, dopo il pareggio per di 1-1 di Sutton. Selusio, Braga Lucas e con l'autorete di Azzoni la squadra della Feldi Eboli ha realizzato 3 gol in circa 7-8 minuti, e in quella situazione lì insomma possiamo dire che la partita si è un po' decisa, anche se poi il primo tempo si era concluso sul 3-4, ma guardando poi col senno del poi come sono andate le cose, sicuramente quella parte lì di partita doveva essere interpretata in miglior modo dalla Kame. Sutton e intanto sta per concludersi il match, mancano 4 secondi e 4 decimi al termine, ed ecco qui che finisce qui il match. La sirena del Palaciconia che indica la conclusione del match, con Saccone che va a parlare con gli arbitri per alcune decisioni che sono state prese in campo. Anche il capitano Giappa evidentemente non voleva essere ammonito perché aveva la fascia da capitano, e comunque insomma la partita ha visto la vittoria della formazione della Feldi Eboli. Ricordiamo i marcatori. All'inizio c'è stato il rete di Baroni, poi Sutton il pareggio, Selusio il 2-1
il 3-1 di Lucas Braga, l'autorete di Azzoni per il 4-1. Subito dopo aveva accorciato le distanze Giappa per il 4-2 e ancora con 7 minuti e poco più alla conclusione del primo tempo il risultato Sutton lo aveva portato sul 3-4. Solo una rete, come vi dicevo prima, nella ripresa al quinto minuto, quando mancavano ancora poco più di 15 minuti al termine della gara, il 5-3 di Igor Carioca, però poi ha mantenuto bene il vantaggio la propria squadra, la formazione di Salvatore Samperi, che può dirsi soddisfatto. Tra poco sentiremo i due tecnici intervistati da Beatrice Maier. Vediamo ancora che comunque Silvio Roscia va a dire le ultime, come di consueto si fa prima di andare tutti negli spogliatoi per parlare di questa partita, per tirare le somme. Vediamo che intanto c'è il tecnico Samperi che si avvicina ed eccolo qui, Beatrice Maier ai microfoni, il tecnico campione d'Italia, che intanto va a salutare una persona, una conoscente, ed ecco qui che tra poco ci sarà l'intervista al tecnico della Fel di Eboli. Eccoci qui, chiediamo la linea da bordo campo perché siamo in diretta con coach Salvatore Samperi. Allora coach, 5-3 la vittoria contro una Kame Maidoma, come descriviamo questa partita? Esattamente come hai detto tu, contro una Kame Maidoma. Stavamo sul 4-1, potevamo gestire la partita in maniera sicuramente migliore, ma la Kame è una squadra esperta, una squadra che negli anni ha dimostrato che se la gioca con tutti e ogni anno veramente riesce a raggiungere dei risultati importanti, quindi in quei momenti contro una squadra del genere dobbiamo essere più bravi a saperla gestire. In particolare quali sono le cose, diciamo, da limare, se così si può dire? Diciamo che secondo me è mancato un po' di attenzione difensiva in quei 3 minuti. Sul 4-1 ci siamo rilassati un po' e, come ti dicevo prima, in questo campionato questo non è possibile, e ancora di più non è possibile con un avversario del genere. Siete campioni d'Italia in carica, quest'anno quali sono i vostri obiettivi? Guarda, noi proveremo a difendere il tricolore da tutte le parti, perché chiaramente questo è il nostro obiettivo. Sappiamo che a differenza dell'anno scorso ci sarà una lotta ancora più agguerrita, però abbiamo tanta fiducia che questo possa succedere. Grazie. Grazie. Ed ecco che tra poco dovremo avere ai nostri microfoni anche il tecnico della Kame Treviso, Silvia Roscia. A te Beatrice. E siamo nuovamente a bordo campo in collegamento con Silvio Roscia, coach della Kame Treviso. Coach, allora, una sconfitta nella prima di campionato, però comunque 3 reti segnate contro i campioni d'Italia. Sapevamo che era una partita dura, stiamo parlando della squadra montata, fatta per vincere, no? Una squadra che ha dimostrato nella Supercoppa settimana scorsa che continua a essere una squadra forte. Quindi niente nuovo, le ho detto ai ragazzi dopo la partita che ogni sabato sarà questo, sarà una partita dura. Questo campionato è un campionato difficile, equilibrato, dove tutte le squadre sono attrezzate, quindi dobbiamo essere solo pronti per quello, no? Oggi abbiamo fatto una partita, secondo me, certi momenti a livello che è anche superiore a loro, però non basta con certi momenti, dobbiamo essere un po' più costanti nei 40 minuti, no? In quel momento contro una squadra forte così, con giocatori di questo livello, che tu abbassi un po' il tuo livello, paghi, no? Quindi per me è successo questo, loro hanno saputo approfittare il momento loro e noi abbiamo avuto alti e bassi che in questa categoria, contro una squadra, ripeto, campione d'Italia, campione della Supercoppa, pronta per fare una Champions, non può dare, no? Noi non possiamo concedere questo tipo di abbassare questo livello in nessun momento. Abbiamo abbassato, quindi abbiamo pagato, però entra dentro dello normale di una partita contro una squadra forte.
Com'è stato, al di là del risultato ovviamente, il debutto in questa nuova casa che avete alla Pala Cicogna? Perfetto, perfetto. Questo la gente starà pensando che l'anno scorso ad Ossono abbiamo perso una partita solo, che era meglio continuare lì, no? Ad Ossono per noi è stata nostra casa per tanti anni, abbiamo fatto tante cose buone lì. Però se vogliamo crescere, se vogliamo dare un passo avanti in questo sport, in questa società, dobbiamo giocare in questo campo, no? È un campo perfetto per giocare a calcio a 5, un campo vero, no? Come dico io, un pavimento dove la palla gira veloce. Anche i miei giocatori sono molto contenti, ti posso garantire di ogni giorno allenare in un campo così e giocare in un campo così, no? Quindi non serve la scusa di che abbiamo cambiato di campo, no? Oggi solamente abbiamo visto due squadre competitive e una squadra che ha saputo approfittare del suo momento nel gioco, basta, non c'è scusa, non c'è alibi di che il campo ci ha penalizzato, no? Quindi io particolarmente, e parlo per tutta la squadra perché lavoro con loro ogni giorno, solo che pensano loro, posso dire che stiamo contenti di poter venire a giocare qua. Grazie coach, buonasera. Perfetto, grazie Beatrice. Allora concludiamo qui la nostra diretta dal Pala Cicogna. Ribadiamo il risultato di questo primo match del campionato in questo esordio stagionale della Came Treviso, che ha perso in casa contro i campioni d'Italia della Feldi Eboli con il risultato di 3-5. Ringrazio il regista Italo Morao e vi do appuntamento al prossimo match casalingo della Came Treviso.